Molto bene il sindaco di Venezia che dice no con delle ragioni molto chiare, che sono quelle che la Lega, che noi abbiamo sempre portato avanti, ovvero del rispetto della legge, del rispetto della Costituzione, del rispetto dei valori e della cultura italiani. Bene, perché il no alla moschea irregolare di Mestre è un messaggio forte e chiaro, quello che noi sosteniamo da anni, che io ho portato avanti anche da sindaco, ed è per questo che ritengo vergognoso il ricatto che la comunità islamica attraverso il suo rappresentante fa oggi. È gravissimo, ma del resto l'hanno fatto anche quando a Monfalcone ho chiuso le moschee regolari. Lo stesso Prince era tra gli 8.000 che marciavano contro il sindaco. Noi non cediamo ai ricatti. Ma se l'europarlamentare leghista ci sente dalla parte del sindaco di Venezia esortandolo ad andare dritto su questa strada, di diversa opinione il consigliere comunale del Partito Democratico, principale sfidante di Venturini nella campagna elettorale, Andrea Martella, che attacca. Venturini deve dire la verità alla città, perché oggi emerge un quadro molto diverso da quello rappresentato durante la campagna elettorale. È evidente che c'era un progetto della giunta precedente, c'era un percorso amministrativo, l'ex sindaco Brugnaro aveva assunto impegni con la comunità bengalese e ad occuparsene era proprio Venturini. Durante la campagna elettorale invece questa vicenda è stata usata per imbarbarire il clima con mistificazioni e falsificazioni, per tenere insieme convenienze elettorali e propaganda. Oggi però la verità sta emergendo con forza e la domanda è inevitabile. Venturini ha mentito ai veneziani?